Salve a tutti, oggi vi faccio vedere il friscaletto siciliano da me fabbricato. Ecco qua. Faccio vedere. Ecco qua, questo è un friscaletto siciliano. Questo è il chiamato il catanese, ha 7 buchi sopra e 2 sotto. È un friscaletto piccolino ma con una voce molto squillante, molto bella. Vi faccio sentire come suona. Ecco qua. Questo è in Do e lo usano i gruppi folcloristici siciliani. Utilizzano questo di qua che è il Do. Questo è pure Do. Ecco qua. Pure come qua, un pochino più piccolino come diametro della canna, vedete? Quello è più. Non è importante, è sempre intonato in Do. Suona pure bene. Questo è un altro friscaletto in Do, tutti marcati con il mio nome e cognome. Questo è un friscaletto abbrustolito, diciamo così. È passato al fuoco ed è molto bello, è bello bruciacchiato, suona bene, eppure in tonalità Do, bello squillante. Questo pure in Do, marcato pure col mio nome e cognome. Questo è un altro sempre in Do, è sempre firmato LG. Dovete vedere la particolarità lo spessore della canna, che è molto spessa, sono molto robusti questi friscaletti, suonano molto bene e sono abbastanza robusti, durano una vita. Eccolo qua. Poi abbiamo questo di qua che è sempre in Do, sempre bello. Questo è pure, no, questo non l'ho fatto io, vi faccio vedere la differenza. Ecco qua, quelli fatti miei sono questi di qua che sono fatti col fuoco, sono un pezzo di ferro caldo, sono tutti bucati a caldo. Questo invece è fatto buco col trapano normale, e lo vedo fatto qua che non è. Faccio questo di qua, e questo è un briscoletto un pochino più vecchiotto, però suona ancora bene. Più vecchi sono meglio suonano. Questo è in tonalità Do diesis, mezzo tono più alto. Poi ci sono questi di qua, come avevo detto. Questi sono, li utilizzano a sciacca questi tipi di friscoletti. Faccio vedere la differenza, sono tre, metto qua. Faccio vedere la differenza tra il catanese e il giurgintano, chiamato giurgintano. Il catanese ha, ne prendo un altro, questo per 10, se prendo uno in Do. Allora, questo qua ha 7 buchi sopra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questo ce n'ha 6 invece, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e uno sotto. Questo invece ce n'hanno due sotto, catanese 2, giugientano 1, e questa è la differenza. Sono molto bassi da suonare, sono molto bassi, però sono molto melodici. Poi abbiamo questo di qua che è un altro in do, bello decorato. Guardate la decorazione, sembra la mia firma. Qui ci sono un tempio in rovina, lo stemma della Sicilia, la Trinacria, fighi d'India, il carrettino siciliano con l'asinello, poi ci sono varie decorazioni così che a caso. Poi vi faccio vedere la canna quando non è quella che deve diventare poi il friscaletto, che sono queste canne che sono molto robuste, sono molte, sembrano vetro queste canne, sono molto, alcuni quando bisogna fare le canne c'è un periodo particolare, deve essere proprio in quel periodo fare le canne, andare a tagliare le canne, perché se no diventano come la paglia, poi si ristringono, invece questi sono proprio di legno, sembrano legno, vetro, sembrano, vedete che sono belli come suonano. Già questi sono dei bei pezzi per fare tre belli friscaletti. Vi faccio vedere che cosa utilizzo per fare gli scaletti con questo coltellino. Poi gli altri, tutti gli altri attrezzi ce l'ho in laboratorio. Questo lo metto qua che mi serve sempre, ed è un coltellino piccolino. Questo è un coltellino da innesto, però io ci faccio i friscaletti. Eccolo, bello, la lama corta e appuntita, di modo che si può lavorare bene sulla finestrella che c'è qua nel friscaletto. Con questo ci lavoro molto bene. A posto qua, questo è uno strumento che lo utilizzo per l'intonazione. E basta. Che cosa vi devo dire? Ho intenzione di fare un altro video dove vi mostrerò come si fanno passo per passo i friscaletti. Mi sembra che ho detto tutto. I friscaletti hanno una storia, se uno non la conosce basta che va su internet, se va a ricercare la storia del friscaletto, che è nato dai pastori che durante il pascolo delle pecore non avevano niente da fare, prendevano le canne, si mettevano a bucarle e passavano il tempo così. Le pecore pascolavano e loro facevano questo lavoro. Va bene, vi saluto, vi rimando al prossimo video dove vi mostrerò come si fanno i friscaletti, passo dopo passo. Ciao ciao a tutti, vi saluto e al prossimo video.